Bella Juve, bentornati su Real Napoli Football. Ragazzi, abbiamo perso una partita col Besiktas nella scorsa puntata, diciamo, ma è abbastanza immeritata. Vediamo se riusciamo a riprenderci subito. E come sempre, se vi fa piacere lasciare un like, se vi fa piacere supportarmi in questa scalata alla Divisione 1 con solo giocatori del Napoli, magari lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e commentate per farmi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere in Napoli Bayern di Monaco contro un top 10.000. A quanto pare top 10.000 da affrontare in questa partita, in questa puntata. Cerchiamo di recuperare anche un po' di entusiasmo. Il nostro avversario c'ha centrocampo molto largo, io quindi questa cosa la faccio lo stesso e parto aggressivo con subito Zielinski trequartista dall'inizio, e va bene così e andiamo al match. Buonasera e benvenuti Si parte. all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime direi. Napoli-Bayern. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi siamo certi. Osimhen muove la prima palla verso Lobotka che allarga come al solito verso Mario Rui, questa volta cerca Zielinski che la ridà a Mario Rui che scende, va da Osimhen che appoggia di tacco per Anghissà che l'alza per Osimhen che prova a colpirla di testa, niente da fare, Politano entra, prova ad alzarla, niente ancora. Zielinski prova a ripartire il Bayern di Monaco subito, attenzione, palla dentro Di Lorenzo per Politano, si gira Politano dentro per Victor, la palla non passa, peccato Ter Stegen, battuto da Osimhen. Ammonito Victor. Il giocatore riceve un sonoro avvertimento da parte dell'arbitro. Attenzione, Osimhen recupera palla, attenzione, non hanno monito, buona, attenzione, prova a ripartire, Nathan, bel recupero palla, dentro per Zielinski, prova ad allargare subito, niente da fare, attenzione, Gullit, Di Lorenzo, Anghissà, palla dentro, Zielinski, Anghissà, recupera palla dentro per Politano. Troppo frettolosi qui ragazzi. No, perché ho fatto sta cosa? 1-0 per il Bayern Monaco ragazzi, perché faccio uscire sempre quei santissimi difensori. Osimhen, palla per Lobotka, dentro per Mario Rui. Siamo costretti ancora a rincorrere con Kvaratskhelia che prova ad andarsene, Kvara dentro per Zielinski, prova ad andare subito da Victor, niente da fare. Riparte ancora il Bayern di Monaco, attenzione con quel cazzo di Messi. Chissà. Di Lorenzo, bel recupero palla, ma Zielinski. Devo riprendermi il secondo, Nathan, palla per Zielinski. Io che devo fare per passare di primo? Chiaramente. Attenzione Rui, grande recupero palla di Rui con Zielinski che va da Kvaratskhelia che appoggia dietro a Mario Rui che sta arrivando, riesce a darla a Zielinski che va da Osimhen, che va da Zielinski, che va da Kvaratskhelia che dribbla, se ne va Kvaratskhelia, cerca dentro Osimhen, niente da fare, Nesta recupera palla e prova a far ripartire il Bayern di Monaco che rilancia lungo. Rachmani va a vuoto qui, incredibile. Lobotka a recuperare su Vinicius che rientra, tiro a giro di Vinicius, palo, mio dio ragazzi. Con Mario Rui che adesso va da Kvaratskhelia scende, prova ad allargare per Anghissà, bella palla Anghissà per Zielinski, dentro per Osimhen che appoggia per Anghissà, dentro per Politano che l'alza verso Kvaratskhelia che schiaccia in porta, l'1-1, bel contropiede che ci dà un po' di morale ragazzi. Kvaratskhelia la mette dentro, 1-1 di Kvara, attenzione Lobotka a colpire di testa questa palla, Osimhen, attenzione Lobo, Anghissà, ancora un'uscita psicopatica di Nathan, Messi, ciao Ale, sempre nella finalizzazione perché poi là davanti ci arrivano e come. Gullit, calcio d'angolo, attenzione per il Bayern Monaco e cross e mezzo, palla dentro Vinicius, palla fuori, ce la caviamo ancora su Vinicius Junior.
Ce la caviamo ancora su Vinicius Junior con Meret che prova a rilanciare lungo verso Victor Osimhen, che prova a tenere palla lì. Victor, la palla per Lobotka che larga per Mario Rui, va da Kvaratskhelia, Kvara, errore di Kvara qui in dribbling, attenzione Nathan, va dentro con Pen per Bayern Monaco, Mario Rui prova a tornare su Messi che prova ad andarsene. Messi, Mario Rui ancora, Anghissà deve andarsela a prendere questa palla, passa Gullit. Meret, no Ale, tranquillo, ce l'ho ancora, ce n'ho ancora per un pochino, tranquillo. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Attenzione Gullit ancora dalla bandierina, Bayern Monaco attacca ferocemente con Nathan per metterla fuori, la palla resta lì, Vinicius sbaglia al terzo di fila, ragazzi, stiamo maledettamente soffrendo. Con Meret prova a buttarla ancora lontana dalla propria porta, Osimhen che proverà a spizzare, ci riesce per Zielinski che non riesce ad andare da Kvaratskhelia di prima ovviamente. Attenzione Anghissà dentro per Osimhen che prova ad alzare questa palla verso Kvaratskhelia che prova a ripartire il Bayern di Monaco con Gullit, Zielinski, proviamo a chiuderla qui, Mario Rui, mamma mia dove è passato questo, ma dove è passato? Ma dove è passato? Gesù. 2-1 Bayern di Monaco. Una rete che si è costruito tutto da solo. Che iniziativa, che senso del gol. A volte quando ci si avvicina Osimhen, palla per Lobo, allarga ancora per Mario Rui. Mario Rui, dribbling e se ne va dentro per Zielinski, appoggia per Lobotka che la ridà ancora a Zielinski che alla da Kvaratskhelia dentro per Zielinski che l'alza per Osimhen, ma dai Zielu dai, ma che cazzo fai, ma come l'alzi quella palla, ti prego. Attenzione Lobotka, recupera palla e appoggia per Anghissà che la dà direttamente ad Osimhen. Osimhen dentro per Kvaratskhelia, niente da fare. Provano a ripartire ancora, grande lettura di Nathan, palla per Zielinski che cerca dentro Osimhen che spara fuori, ovviamente. Palla fuori. Efficaci i passaggi filtranti, ma non basta, una volta lì bisogna fare gol. Ter Stegen, il lancio lungo di Ter Stegen, Rachmani, Zielinski, palla per Kvaratskhelia, Mario Rui, Kvaratskhelia appoggia Zielinski, cerca Anghissà che prova ad andare da Politano, la palla arriva a Matteo Politano che rientra, Zielinski, incredibile qua, Mario Rui, grande recupero palla, dentro per Zielinski ma taglio. Vierà prende anche l'area che respiriamo, poi ovviamente Pepe riesce ad andarsene, Meret qui si salva e Nathan rilancia lungo con Osimhen che riesce a spizzare per Kvaratskhelia e prova a buttarla dentro per Zielinski, dentro per Victor Osimhen che prende questa palla, ci ha messo 25 minuti per girarsi, Kvaratskhelia, dribbling, Kvaratskhelia non riesce a tirare, finisce il primo tempo. Fra le pubblicità rompono un po' il cazzo, lo so. 2-1 per il Bayern Monaco che ha comunque giocato chiaramente meglio. Il ragazzo chiaramente è molto forte. Attenzione Vieira, palla dentro subito con Lobotka, palla per Anghissà che prova a recuperare con Politano che la appoggia a nessuno, va bene. Attenzione Gullit, Anghissà prova a recuperare palla, Zielinski, Lobotka, Zielinski dentro per Victor Osimhen che si gira, Victor la dà Kvaratskhelia, 1-2, se ne va Victor Osimhen che la appoggia dentro, 1-2-2, fantastico gol, duetto incredibile, Victor Kvara. Attenzione ancora al solito lancio con Nathan che adesso appoggia a Mario Rui che la dà a Zielinski che la appoggia a Anghissà che fa correre Di Lorenzo che poi la dà a Matteo Politano, si gira Politano fermato da Bergomi, prova a recuperare lo stesso Politano, Rachmani su Vinicius che tira, mamma mia, ed ecco il sollievo della difesa per l'occasione sfumata. Meret
Rilancio lungo di Alex Meret verso Victor Osimhen che prova ad appoggiarla dietro, niente da fare, esce Rachmani male però, grande recupero di Zielinski che cerca subito, vai ragazzi, ma come cazzo l'ha presa Veralli? Ha preso col pisello, l'ha presa ragazzi. Mario Rui, palla per Zielinski, no raga, ma è assurda questa cosa. Vabbè. Vado troppo in frevo, cioè perché intercettano l'impossibile, ma dai. Cioè alla fine è colpa mia chiaramente. Comunque Lobotka, Mario Rui, palla ancora per Zielinski, ovviamente verrà recupera un'altra palla, attenzione Zielo, Osimhen, errore ancora in impostazione da parte nostra però. Di Lorenzo recupera palla Zielinski, palla per Politano, prova a darla ad Osimhen, niente da fare. Niente ancora, attaccano ancora loro con Pempe. Anghissà, palla per Politano che va da Lobotka cerca dentro Zielinski, appoggia per Osimhen che si gira, attacco per Zielinski, dentro ancora per Victor Osimhen che fa un gol spaventoso per il 3-3. Dobbiamo fare gol assurdi per arrivare in porta ragazzi, non c'è niente da fare, dobbiamo fare gol assurdi per arrivare in porta. No, non ho parole, aiuto. No, veramente non riuscivo a commentare. Lobotka riparte, palla per Mario Rui che prova ad andare di esterno, la palla non riesce ad andarci, attenzione, palla dentro per Pempe, Anghissà, Zielinski, la palla passa, Lobotka recupera questo pallone, Gullit ancora, Mario Rui, De Jong, mamma mia, Rachmani, palla per Politano, dentro, niente da fare, ancora Gullit, Anghissà, Politano, attacca ancora il Bayern di Monaco, De Jong, palla fuori. Siamo 3-3, per un momento una partita allucinante. Facciamo qualche cambio, vediamo se riusciamo a cambiare un po' l'inerzia. Con Traoré al posto di Anghissà. Ci sta. Anghissà è stanchissimo, dentro un gong per Politano, perfetto. Cazzo, in attacco non posso mettere nessun altro praticamente. Va bene, allora faccio così e metto Caciuste, cerco di dare un altro po' di copertura in mezzo con Lobo, mezzala però lì, e poi penso che metto Ostica ragazzi, Nathan e Cotto e Olivera no, anche se Mario è stanchissimo, Olivera no, sono quasi tentato di mettere Diego, magari lo mettiamo fra un po'. Meret, rilancio lungo di Alex Meret verso Victor Osimhen che prova a spizzare per Traoré, palla per Kvaratskhelia, si gira Kvaratskhelia, tiene questa palla, va da Mario Rui, Caciuste, tacco per Lobotka che poi allarga per Di Lorenzo che prova a scendere, Di Lorenzo, Lobotka, Caciuste va direttamente dentro da Osimhen che si gira, prova ad andare Dangong senza fortuna, attenzione, Ostigard a saltare, Lobotka a recuperare palla, allarga per Di Lorenzo, scende Di Lorenzo che sbaglia tutto, Di Lorenzo, Mario Rui, chiusura incredibile qua con Caciuste che la dà a Meret che prova a rilanciare lungo, attenzione Traoré, dentro per Kvaratskhelia che va dentro subito Osimhen, la palla non passa, purtroppo Traoré, ma Lobotka, grande break di Pasquale Lobotka che prova ad andare inutilmente dentro da Caciuste, purtroppo, attenzione, Caciuste però ancora palla dentro per Victor, la palla non passa, palla dentro ancora Rachmani, Lobotka, Ostigard e poi Mario Rui che colpisce di terza per Kvaratskhelia, attacco per Caciuste dentro per Traoré che prova ad allargare per Di Lorenzo, palla per Lobotka che allarga per Gong prova il dribbling, Gong prova ad andare dentro,
deviata la palla che poteva essere molto interessante per Osimhen. Di Lorenzo a colpire Rachmani, Di Lorenzo, gran recupero palla, poi dentro per Traoré, Traoré va da Kvaratskhelia che cerca dentro Osimhen, niente da fare. Incredibile, la palla è finita a Salah, non ci credo. E poi Di Lorenzo va da Kvaratskhelia, la palla non riusciamo a recuperarla alla fine. Pepe, poi Di Lorenzo prova ad andare lungo, niente da fare, c'è sempre Vieira, la palla finisce dall'altro lato, Lobotka, attenzione Cruyff, non ci credo. 4-3 alla fine. Un gol che parla da solo. 4-3 alla fine. Caciuste, palla per Traoré, dentro per Kvaratskhelia, si ferma Kvaratskhelia, dentro per Traoré che scende, perde questa palla Traoré. Adesso ovviamente devono gestire la situazione. Niente da fare, raga. Anghissà, Rachmani, Caciuste dentro. L'arbitro dichiara che è arrivato l'epilogo del match. Una partita all'insegna dell'equilibrio, una di quelle in cui nessuna delle Perdiamo 4-3, partita difficilissima. Il Besiktas ha anche meritato, per carità. Follie da parte nostra della difesa. E ragazzi, retrocediamo in divisione 3 con una sconfitta contro il Bayern Monaco. Dobbiamo riprenderci